Domenica 24 maggio, dopo le due belle vittorie nelle semifinali e nelle finali dei playoff, dobbiamo registrare questa sconfitta con il Tiene al terzo turno dei playoff, che chiude questo buon campionato che abbiamo fatto. Abbiamo sfiorato per il secondo anno consecutivo il passaggio di categoria, ma non abbiamo niente da recriminare, accettiamo il verdetto del campo e proseguiamo per la nostra strada. C'è un clima festoso, la partita è importante per tutte e due le squadre e tra il fumo dei fumogeni comincia il primo tempo. Apriamo con questa punizione di Salvagno dalla distanza. Nella difesa ci sono due spillungoni di 2 metri, ma Peritore è in fuorigioco. È solo un piccolo assaggio, poi il Tiene assalta continuamente la nostra area, stavolta Peritore para elegantemente il tiro di Bordignon. E sull'azione successiva è di nuovo impegnato a parare questo traversone che gli arriva dalla destra del campo. E la pressione del Tiene aumenta. Cone fa impazzire i nostri difensori e poi la mette per Bressan, controllo e lancio verso Schi al centro dell'area. A stento la nostra difesa riesce a controllarla, poi la palla arriva a Saccardo che fa un tiro morbido che Peritore para a terra. Adesso l'azione parte da questa punizione per Saccardo che apre sulla destra del campo, cross verso il centro, tiro di Milošević che Peritore para di nuovo a terra. Arriviamo verso l'area avversaria solo con rimesse da calcio d'angolo, ma la difesa del Tiene libera agevolmente. E finalmente arriviamo a tirare verso la porta avversaria, discesa di Arduini, tocca per Porcelli, il suo tiro non impensierisce a Schieri. E ritorna ad attaccare il Tiene partendo da questa punizione. Dopo varie ribattute la palla arriva a Milošević che la spara sopra la traversa. Tiriamo verso la porta avversaria solo su punizione, questo tiro di Salvagno e le stelle. La giornata è calda, bisogna sospendere, si va al cooling break. Alla ripresa vediamo questa serie di passaggi, destinazione finale Schi, che si libera in area, spara, colpisce il palo, poi Fiero libera. E dopo questa rimessa da fallo laterale, Milošević conquista palla e lancia Schi al limite del fuorigioco. È solo davanti a Peritore, ma riesce a fermarlo, poi la difesa libera. E adesso è Schi che riceve palla inseguito dagli avversari, la mette per Cone che viene steso in area in questa maniera. L'arbitro è a 2 passi, non convalida, anzi ammonisce per proteste. Nonostante i continui attacchi del Tiene, la porta di Santa Lucia sembra stregata, ma quando ci eravamo illusi di arrivare al pareggio alla fine del primo tempo arriva questa rete. È sempre la coppia Schi-Cone la protagonista, stavolta la palla è dentro, il Tiene in vantaggio. Alla ripresa il Santa Lucia tenta di reagire subito, dopo questa rimessa laterale c'è questo tiro di Nardi. Senza pretese la palla supera la traversa. Prima della fine del tempo vediamo ancora la coppia Schi-Cone in azione, arriva a fondo campo ma stavolta riusciamo a fermarli.
Sulla rimessa l'arbitro fischia e chiude il primo tempo. Sostituzione nel Santa Lucia prima dell'inizio del secondo tempo. Tomeleri e Badia lasciano il posto a Riva e Ziviani. Doccia fredda per il Santa Lucia a inizio del secondo tempo. Milosevic è lanciato sulla sinistra del campo, supera i vari difensori ed insacca per il 2-0. È stata una botta che avrebbe tramortito un toro, ma troviamo il coraggio di reagire. Ziviani viene lanciato sulla la sinistra del campo, ma viene speso in questa maniera, per l'arbitro tutto normale. Ci riproviamo con questa discesa, Viola, Fiero, Riva che avanza e poi la mette per Peritore, che dalla destra del campo tenta di metterlo per Porcelli, ma Schieri anticipa. Rimessa da fallo laterale del Tiene, Piero la mette per Ziviani che si lancia, viene battuto al limite dell'area e otteniamo una punizione. Il tiro di Nardi è ribattuto dalla barriera, la palla arriva a Salvagno che tira di nuovo, colpisce l'arbitro e il gioco si ferma. Palla scodellata davanti a Salvagno che è ribattuto, sulla ribattuta la palla arriva a Nardi che ci prova ma il tiro è fuori misura. Ancora sostituzioni nel Santa Lucia, Arduini ed entra Olivieri. Azione Santa Lucia, Ambrosio per Ziviani che la mette per Porcelli che cade, Ziviani recupera, si lancia verso la porta, spara una cannonata, gran tiro ma è solo traversa. È il preludio al gol che arriva nell'azione successiva, punizione battuta da Salvagno, gran tiro verso la porta. Sulla ribattuta la palla arriva Olivieri che con una cannonata la mette dentro per il 2-1. E poco dopo la ripresa c'è questa bella azione del Santa Lucia. Olivieri serve Riva che cerca Ziviani, controlla e prepara il tiro, stavolta non è buono, è fuori misura, la palla finisce a fondo campo. E nuova sostituzione del Santa Lucia, Fiero lascia il posto a Varano. Un buon momento per il Santa Lucia, ma purtroppo succede questo pataracchio. Controllo difettoso della palla e la palla è recuperata da Sci. Olivieri respinge, il suo tiro abbatte Nardi e la palla è indirizzata verso Cone che serve Sci. Uscita di Peritore, palla sui piedi di Cone che insacca per il 3-1. Nuova ammassata, ma continuiamo a crederci. Lancio di Nardi per Ziviani sulla sinistra del campo, controllo e assist perfetto per la testa di Porcelli che insacca per il 3-2. E tra i cori delle reciproche tifoserie la partita ricomincia. Lovato è lanciato sulla destra del campo, si libera di Salvagno e tira, Peritore fa un miracolo ed è via la palla sopra la traversa. Sostituzione anche per il Tiene, Marchesini al posto di Lovato. Gli attacchi si alternano, Olivieri, Salvagno, Ziviani che si destreggia e fa un passaggio filtrante per Nardi che non riesce a girarsi ma serve Ambrosio, il suo tiro ribattuto finisce fra le braccia di Aschieri. Purtroppo poco dopo Battaglin si invola e la mette per
Marchesini sulla destra del campo riesce a tirare un traversone verso il centro della porta, si anticipa Viola e la mette dentro per il 4-2. Alla ripartenza si fanno alcune sostituzioni, probabilmente per perdere tempo. Pignataro prende il posto di Baggio. E ancora un'azione del Santa Lucia. Pasini per Ziviani, che dalla destra dell'area tenta un passaggio per Varano, ma la palla finisce nelle braccia di Aschieri. E con questo passaggio di Ambrosio per Olivieri si chiude questa partita. Nel primo tempo ci siamo difesi come abbiamo potuto, nel secondo abbiamo reagito un po' di più. Onore al Tiene che passa il titolo, noi proseguiamo per la nostra strada, soddisfatti comunque dell'ottimo campionato disputato.